A financial lifeline for Aviano Air Base workers. As the U.S. government endures its longest shutdown in history, civilian staff at the base face suspended paychecks, and Friuli Venezia Giulia steps in. Regional leaders and local banks roll out emergency loans, offering quick relief to families left without income, while Washington's budget gridlock drags on. We don't always have the answers or know what the future is going to hold, but we're honest with them to let them know what's happening. Abbiamo trovato una soluzione, di questa io voglio anche ringraziare, soprattutto ringraziare gli istituti di credito che hanno messo a disposizione a titolo gratuito, senza spese, senza garanzie, un plafond per far fronte al mancato, incasso degli stipendi da parte degli operatori italiani. Quindi abbiamo, devo dire, con grandissima tempestività il sistema del Friuli Venezia Giulia, del quale fanno parte anche gli istituti di credito, cooperativo, hanno risposto in tempo zero. Noi lunedì faremo partire proprio alle banche di credito di cooperativo questa nostra richiesta, e poi c'è stato anche la presenza del governo oggi, degli onorevoli senatori, che hanno comunque garantito anch'essi una pronta risposta a quella che è una tematica che, parliamoci in maniera molto chiara, riguarda a livello nazionale circa 4.200 lavoratori italiani.